La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Dopo 2 sconfitte consecutive in campionato, il Santa Venerina va a caccia di riscatto in Coppa Italia, partendo dal 2-0 dell'andata, con l'obiettivo di centrare la prima semifinale della sua storia. Tante saranno però le difficoltà odierne contro il Santa Croce, dato che anche gli avversari vengono da un periodo negativo fatto di 3 KO in fila. Dopo mezz'ora di equilibrio e tanta intensità sono gli ospiti a farsi vedere in attacco. Rimessa lunga di Lopez all'interno dell'area, allontana Wally, alimenta di testa Pisa Sale, che serve Sinatra dal limite, si oppone Mangione. Dall'altra parte punizione per i padroni di casa, la batte Spatola direttamente in porta, intuffo Buallego in 2 tempi. 36esimo, Calì per Scapellato, dietro verso Spampinato, pressato da Iozia. Spampinato troppo corto per Buallego, ne approfitta Iozia che segna facilmente a porta vuota il gol dell'1-0. Il Santa Croce capitalizza al massimo un errore difensivo. Il secondo tempo al contrario del primo sarà ricco di emozioni, il lancio lungo di Calì verso Mongelli, fermato da Golisano. Arriva però poi prima Mongelli che scarica su Pisasale, di prima verso Bonaccorso. Bonaccorso salta Wally, entra in aria davanti a Mangione, anticipato dall'intervento di Spatola. Cambia in attacco per mister Calvaruso, fuori Mongelli, dentro De Leonardis. Si fa vedere in avanti anche il Santa Croce, Fiorilla. Mette in mezzo, verso Dramè, tocca Spampinato, la palla finisce ad Alma che conclude alto sopra la traversa. Spampinato va al rilancio, nella zona di Pisasale, tocca Alma. Perfezione Fiorilla, scambiano ancora i due. Fiorilla ha spazio, poi calcia da fuori, si fa trovare pronto Buallegue. Buon momento per i padroni di casa, Iozia sulla 3/4, apre bene per la corsa di Spatola che può crossare, la mette sul secondo palo nella zona di Alma. Miracoloso intervento di Bonaccorso che salva la sua porta. Secondo cambio stavolta in mediana, fuori Pisasale, dentro Vittorio. Minuto 68, Sinatra batte rapidamente un piazzato per Scapellato. Scapellato dalla grande distanza, sempre Fabrizio Scapellato, la sua arma letale, il tiro dalla distanza. La sua incredibile stagione prosegue, 10° gol stagionale, il primo in Coppa Italia, 1-1. Un'altra sostituzione per gli ospiti, fuori Carbonaro, dentro Basile. Il Santa Croce si getta in avanti alla caccia del nuovo vantaggio, Fiorilla intercetta Fabrizio Scapellato che poi mette in movimento Sinatra, riparte in contropiede Santa Venerina. Sinatra, si propongono De Leonardis e Scapellato, servito Scapellato, in aria, punta Wally. Scapellato cerca Sinatra, 1 contro 1, prova la conclusione, murato da Wally, poi De Leonardis col destro, deviato e fuori di poco. Golisano con le mani a cercare Dramè, Dramè riesce a girarsi, poi crossa dentro l'area per Garuffi che è tutto solo nell'area piccola, riporta avanti il Santa Croce a 12 minuti dalla fine. Ancora forze fresche per mister Calvaruso, fuori Biondi, dentro Zanella, finale di gara infuocato, rimessa lunga di Spatola, allontana Basile di testa, ancora Spatola, alimenta l'azione, salta Bonaccorso, cross sul secondo palo per Garuffi che colpisce di testa la traversa, poi Dramè ma è tutto fermo per fuorigioco. Posizione irregolare di Garuffi sul cross di Spatola, una posizione di offside che sembrerebbe esserci. Ultimo cambio, costretto ad uscire Basile, al suo posto dentro Simone Grasso. Ultima chance della partita, c'è anche Mangione in aria, corner di Spatola, allontana Bonaccorso. Di nuovo Spatola, la può rimettere in mezzo, stavolta è basso, rilancia Bonaccorso, un 2 contro 0, Sinatra e Scapellato, conduce Scapellato, la porta è vuota, Scapellato calcia in porta, Fabrizio Scapellato firma il 2-2 e chiude il discorso qualificazione. Il Santa Venerina aggrappato al suo numero 8. Bisognava ripartire e il Santa Venerina l'ha fatto. I 2 KO in campionato sono alle spalle, la prima qualificazione nella storia del club in semifinale di Coppa Italia è realtà. È stata vera battaglia sportiva, ma la squadra di Calvaruso ha saputo soffrire tra mille difficoltà, soprattutto quelle dettate dai molti infortuni. Una settimana di meritato riposo per le vacanze pasquali attende i rosso-giallo-blu, poi si ritornerà in campo in campionato domenica 12 aprile per fare visita al Sant'Alessio che oggi ha raggiunto la salvezza.
Anche questa sarà una sfida molto importante da approcciare nel miglior modo possibile per portare a casa 3 punti fondamentali. Una splendida orlandina fa sognare i suoi tifosi per un tempo, prova la rimonta, segna un gol, prende 3 pali, ma nella ripresa subisce la rete del pari dell'Akragas, che forte del 3-1 dell'andata passa il turno e arriva in semifinale di Coppa Italia Promozione. Non tutto è finito, i biancoazzurri, forti del secondo posto in classifica in campionato, possono scalare l'eccellenza tramite i play-off. La rete della Speranza, dopo un ottimo avvio costellato da 2 pali, arriva al 36esimo. Colpo di testa di Calabrese, il palo interno respinge, ma è più lesto di tutti Frisenda a ribadire in porta con un tap-in che fa esplodere il Micale. Nella ripresa si attende l'Orlandina all'assalto, ma le gambe non girano più come prima e l'Akragas controlla il match fino al 39esimo, quando Casucci pareggia con un destro da limite. La gara finisce virtualmente qui, tra gli applausi del pubblico orlandino. Grandissimo primo tempo, i ragazzi sono stati veramente strepitosi, si sono superati, come ho detto in precedenza, contro una grande squadra e una grande società. Oggi non sembrava una partita di promozione, sembrava almeno di una categoria superiore. Noi abbiamo spinto tanto il primo tempo, abbiamo creato, abbiamo colpito 3 legni, diciamo che siamo stati sfortunati. Poi nel secondo tempo è normale che i ritmi calano un pochettino, anche perché l'Akragas ci ha tenuto più bassi. Noi non riusciamo più a ripartire come prima e purtroppo alla fine abbiamo preso un gol anche su deviazione, però voglio dire, non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché veramente oggi era difficile, lo sapevamo, però come atteggiamento, come mentalità, secondo me possiamo dire ancora la nostra, perché ora il pensiero ovviamente va al campionato. Voglio fare un appunto, faccio complimenti all'Akragas perché non solo come squadra ma anche come società, anche il mio collega allenatore Sebbi Catania si è dimostrato una persona per bene, tutta la società là ci hanno ospitato da persone per bene, noi abbiamo ricambiato altrettanto, il calcio deve essere questo, è stata una bellissima partita. Abbiamo visto dopo tanti anni veramente oggi il pubblico delle grandi occasioni e questo è quello che ci rimane di più. Peccato perché l'amarezza rimane per quello che abbiamo espresso nei 90 minuti. Io credo che nelle 2 partite abbiamo meritato qualcosina in più noi. Oggi voglio fare complimenti all'Orlandina e al mister Letizia perché hanno fatto un primo tempo di valore. Sapevamo le difficoltà, sapevamo che andavamo incontro a questo tipo di partita, però devo dire che il secondo tempo è uscita fuori la mia squadra, abbiamo pareggiato, forse potevamo anche fare il gol del 2-1 sfruttando meglio qualche ripartenza, però c'è stato un momento che potevano fare pure loro il 2, diciamo che è stata una bella partita e nei 180 minuti credo che si sono incontrate 2 squadre di valore importanti. La Polisportiva Nicosia esce ai quarti di finale della Coppa Italia, battuta 4-0 in casa dall'Atletico Partinico nella gara di ritorno. Non basta il 3-1 dell'andata, i palermitani ribaltano tutto e conquistano la semifinale. Mister Amoroso ha schierato l'Atletico Partinico con Jancoba, Paradiso, Maranzano, Scrozzo, Lindner, Accardo, York, Anselmo, Cannavo, Vizzocero, Rossomando. Mister Picone ha risposto con la Polisportiva Nicosia, con Arias, Dos Passos, Gazzana, Vella, Peters, Palestini, Salerno, Nugnez, Ramos, Dolce e Oviedo. Il primo tempo regala subito un'emozione a Nicosia che si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano in aria. Dal dischetto si presenta Gazzana ma il portiere Jancoba para il tiro. Sulla respinta lo stesso estremo difensore respinge ancora una volta il pallone vanificando l'occasione più ghiotta per gli ospiti. Nella ripresa l'Atletico Partinico scende in campo con un altro piglio e passa in vantaggio già al primo minuto con Maranzano e al 62esimo Cannavò raddoppia di testa per il 2-0.
Il centravanti si rivede al 79esimo in contropiede firmando il 3-0. Nel finale convulso, al 92esimo, Rossomando chiude i conti sul definitivo 4-0. Il Partinico approda così alle semifinali di Coppa Italia con una rimonta. Per il Nicosia è tempo di voltare pagina. Domenica in casa arriva il Gangi in un appuntamento di campionato da non fallire. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. È il giorno della grande festa davanti ai propri tifosi per la nuova Peloro che celebra al Marullo di Visconte il salto in promozione ottenuto già con 2 giornate d'anticipo, un cammino fatto da 15 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte che trova il proprio apice nelle 11 vittorie consecutive arrivate dall'inizio del mese di dicembre. È una nuova Peloro che celebra anche Salvatore Lavalle, oggi all'ultima partita in carriera, una bandiera del gruppo giallo-nero presente sin dalla prima stagione in terza categoria, quest'anno collaboratore tecnico di Eugenio Mazzeo e che lascerà il calcio proprio dopo questa partita. E c'è proprio un omaggio a Salvo Lavalle, la maglia celebrativa con il suo
numero 10 e la presenza di tutto lo staff dirigenziale, i grandi applausi dei compagni di squadra e del Marullo. Un abbraccio, c'è anche un velo inevitabile di commozione. Mondello, bella la palla in verticale ancora su Nico Romeo, palla arretrata a buon tempo, ci mette le manone. Una delle prime sortite offensive della Torrenovese, la palla dentro, il colpo di testa. Arena c'è e può bloccare. Marco Libro proprio nel centro di centrocampo può sventagliare a destra, bella la sponda di prima intenzione su Riccardo Libro che calcia in diagonale, palla che fa la barba al palo, gran bella azione qui della Nuova Peloro. Palla messa dentro, Ardiri la caccia fuori di tacco, ancora la conclusione, giro Arena, poi fuori gioco, aveva insaccato Redman in posizione irregolare. Ferma tutto il signor Fiore. Libro, un ottimo intercetto in mezzo al campo, sceglie l'assist su Tati che rientra sul sinistro e colpisce sul primo palo. Andrea Tati, gol numero 14 del suo campionato, il capocannoniere di questo girone di prima categoria. Bello il sinistro che non lascia scampo a buon tempo. Montello, il tocco su Marco Libro, messo giù in aria, non c'è niente, dice il signor Fiore. C'è Mondello che può caricare il sinistro, ma è un tocco dentro per Tati. È la doppietta del numero 9 e 2-0 della Nuova Peloro. E c'è il cambio fuori con il numero 22 Riccardo Libro, dentro Franco Lacorte. Cappello, un po' di spazio, la palla messa dentro, stop e destro di Princi sull'esterno della rete. Partita offensiva di Fiore che può calciare dal limite. Arena in due tempi, la fa sua. Redman la mette dentro, stop volante di Truglio che poi è costretto a defilarsi. Truglio, gran botta. Arena risponde da par suo. Redman la palla in verticale su Fiore, doppio palo e gran gol, rientra in partita la Torrenovese, grandissima rete qui di Fiore, una botta potente, palo interno, altro palo e gol. Ci crede adesso la Torrenovese, da un po' in avanti la formazione, rosa-nero il colpo di testa, Arena c'è su Fiore. Ancora Fiore che giostravalla al limite dell'area, la sovrapposizione a destra, conclusione, ancora Arena, sarà la quarta parata del portiere della Nuova Peloro, che si sta disimpegnando alla grande, ed eccolo qui il momento, salvo la Valle, esce Princi, Alberto Cappello mette la fascia di capitano sul braccio di Salvo la Valle, incoraggiato anche da Dario La Rosa, oltre che da Alberto Mondello, per il proprio ingresso in campo il capitano e non c'è più tempo. Arriva qui il triplice fischio del signor Fiore. Nuova Peloro conclude questa magnifica stagione che la porta in promozione con il 2-1 sulla Torrenovese, firmato nel primo tempo dalla doppietta di Tati. Nella ripresa una buona Torrenovese, accorcia le distanze con il destro di Fiore. Nuova Peloro che conclude quindi al primo posto la propria stagione. Torrenovese terza, che affronterà nei playoff lo Stefano Catania. Una settimana dopo la festa il Real Rocchenere torna in campo e si prende anche l'ultima scena. Davanti al proprio pubblico, tra applausi e orgoglio, la capolista chiude una stagione storica con un'altra vittoria. 3-2 alla città di Santa Teresa, squadra in piena corsa per migliorare la propria posizione playoff. Ma non c'è spazio per regali, il Real Rocchenere vince come ha fatto per tutto il campionato. Parte forte il città di Santa Teresa, subito aggressivo e determinato a sbloccare il match. Dopo pochi minuti è Parisi a tentare la soluzione da fuori, ma il suo tiro sfila di poco a lato. Gli ospiti trovano anche la via del gol in due occasioni con Pellizzeri, ma entrambe le reti vengono annullate dal direttore di gara per fuorigioco tra le proteste degli ospiti.
Il Santa Teresa insiste, Gaeta sfonda e mette un pallone invitante in diagonale, ma Crucitti è provvidenziale, anticipa Pellizzeri pronto a colpire a porta sguarnita. È un momento di grande pressione, Maimone ci prova ancora con un diagonale che esce di un soffio. Poi serve un salvataggio miracoloso sulla linea di Costa per negare alla Foggia il vantaggio. Passata la tempesta, il Real Rocche Nere si scuote e colpisce al 38esimo quando Cafarella inventa un autentico capolavoro da fuori area, una conclusione potente e precisa che non lascia scampo a Miano. È l'1-0 che accende il pubblico e indirizza la gara. Prima dell'intervallo i padroni di casa sfiorano anche il raddoppio, ma il portiere del Santa Teresa risponde presente. Nella ripresa subito un problema per i locali, Crucitti è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia al suo posto vecchio, ma il Santa Teresa non molla e al 55esimo trova il pareggio grazie a Gaeta che è freddo sotto porta a capitalizzare l'assist di La Foggia firmando l'1-1. Il Real Rocche-Nere reagisce con i cambi, dentro il bomber Giuseppe Amante, fuori Mangano. La mossa si rivela decisiva. I rosanero tornano avanti con Fimognari, complice un'incertezza del portiere avversario che vale di fatto il nuovo vantaggio per i rosanero. E poco dopo è lo stesso Amante a procurarsi un calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia, 3-1 e gol numero 17 in campionato per lo squalo. La partita resta viva, 2 minuti più tardi il Santa Teresa accorcia, ancora Gaeta protagonista con un cross insidioso che sorprende il portiere di casa e vale il 3-2. Nel finale il Real Rocche-Nere ha la chance per chiuderla, ma il sinistro di Gentilesca sfiora il palo per questioni di centimetri. Spazio anche ai cambi, entra l'esperto Alosi, classe 88, che eredita la fascia di capitano da Costa. Ultimi brividi nel recupero, Stornaiuolo prova il colpo del pari, ma Miano è attento e mette in angolo. Finisce 3-2 tra gli applausi, il Real Rocche-Nere saluta così con un'altra vittoria, una stagione già diventata storia. Una cavalcata straordinaria, costruita giornata dopo giornata e chiusa nel modo più bello tra feste e risultati. 59 punti, 19 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta e soprattutto una difesa granitica, la migliore del torneo, con appena 13 gol subiti. Il resto è solo celebrazione di una squadra che ha dominato e che adesso si gode fino in fondo un traguardo storico. È l'ultima gara della regular season, poi saranno i playoff a stabilire chi potrà sognare il grande salto in promozione. Per questo deve assolutamente vincere la Virtus Russo Calcio, ripostesi attualmente quarti in classifica e che pregustano il sorpasso al terzo posto sul Santa Teresa, ma per farlo deve prima battere il Casalvecchio Sicuro all'Antonello Raiti di Piedimonte e poi sperare in un risultato utile dagli altri campi. Gara che si spezza già dopo 7 minuti. Scandura riceve da Di Mauro uno sguardo e mezzo e lob per Ranno che di testa trova l'angolo dall'altra parte e fa 1-0. La sblocca subito la formazione di casa e il timbro di Antonino Ranno, ma la meraviglia è la gran palla di Lorenzo Scandurra. Poco dopo poi out destro del campo e Caparbio sciuto a tenere botta, poi sfonda bene, gran cross sul secondo palo, c'è Moschella che col petto deve soltanto appoggiare in porta. 2-0. Al 20° siamo ancora da quel lato lì, Marino per la corsa di Sciuto che sterza bene, poi col sinistro pesca nuovamente Moschella che taglia come un attaccante vero e cala il tris. Al 31 prova a riaprirla il Casalvecchio, lo fa con questo calcio d'angolo da destra su cui svetta Barone, sfera in fondo al sacco. 3-1. Finisce così la prima frazione. Nella ripresa a partire forte ovviamente la Virtus. Dumitrascu sgasa via sulla sinistra, ingresso in area di rigore con forza, servizio per Marino che non riesce a girarle in rete. Situazione praticamente uguale un minuto più tardi, Palermo punta l'area, poi Moschella tocca ancora per Dumitrascu, altro assist stavolta per Scandura che perde l'attimo e non riesce a fare poker. A provarci allora è nuovamente Marino, al quarto d'ora lo fa ricevendo ai 25 metri destro forte, il portiere a dire di no. Minuto 23,
punizione dal limite per i padroni di casa, Marino scodella bene, Palermo traversa sulla respinta, il più lesto di tutti è Francesco Cerra che trova il varco. 4-1. Passano 10 giri d'orologio, Montemagno riceve in mezzo al campo, gran palla poi per Dumitrascu che aggancia alla sua maniera, vola via in velocità e poi destro ad incrociare che termina lì, comodo all'angolino, Marius Dumitrascu, non poteva mancare la sua firma. 5-1. Super gol dell'attaccante ripostese, top l'aggancio, top il piazzato, 19 in campionato, 22 in stagione. Nel finale poi chiude in avanti la Virtus, Palermo è strano a scambiare, Palermo appoggia per Montemagno che lascia partire questo sinistro qui, favoloso, sotto l'incrocio dei pali, ha spento la luce, Teo Montemagno. 6-1. Il gol di giornata è tutto suo, Mancino sotto il 7, un gol e un assist per lui. E sarà di fatto questo poi l'ultimo frame di questa sfida che termina così, vince e come. La Virtus Russo Calcio che chiude da terza in classifica e tornerà in campo dopo la sosta per la sfida playoff contro il Santa Teresa. Ultima giornata della stagione regolare del girone E di prima categoria al Valentino Mazzola di Mister Bianco, con due squadre in lotta per obiettivi opposti di classifica. Da un lato i padroni di casa del Campanarazzo che vogliono evitare la retrocessione diretta, dall'altro un Tre Mestieri Ateneo che punta ad agganciare il secondo posto. Partita con un preciso copione tattico, con il Tre Mestieri Ateneo che fa valere il quoziente tecnico cercando il gol più volte. Uno scatenato salvo aversa, prima propone e poi conclude questa incursione sulla destra. Samuel Aureliano tenta il tocco morbido d'un soffio sopra la traversa. Altre 8 possibilità per Dennis Monreale che gira a rete con la sua conclusione che viene fermata dal portiere. Gol del Tre Mestieri Ateneo maturo dopo tanta pressione offensiva. Arriva sugli sviluppi di una prolungata percussione sulla destra di Mario Frixa che vince un paio di contrasti e serve un pallone invitante che Francesco Rifici insacca per l'1-0 dei biancazzurri. Ripresa sulla stessa falsariga della prima frazione di gioco. Gaetano Pappalardo ribadisce in rete da pochi passi una respinta del portiere e arriva il 2-0 del Tre Mestieri con il 10° gol con la maglia biancazzurra di Gaetano Pappalardo nelle sue 11 partite disputate dal suo arrivo a dicembre e ben 9 assist. Dennis Monreale mette il risultato a sicuro approfittando di un pallone vacante sulla tre quarti e deposita in rete il 3-0 dei biancazzurri per il 15° gol stagionale per il buon Dennis Monreale. Timido tentativo dei padroni di casa con Salvosina che seppur non nelle migliori condizioni fisiche mette in corner. Salvo Aversa cerca la soddisfazione personale del gol ma il suo destro viene deviato in angolo dal portiere. E sull'azione seguente invece ancora più preciso lo stesso per Colla che conclude in rete per il gol del 4-0. E il 5-0 finale viene siglato da Samuel Aureliano, anche lui giunto al 15° gol in stagione, che sommati a quelli di Gaetano Pappalardo e Dennis Monreale totalizzano ben 45 gol dei 58 realizzati per il trio d'attacco delle meraviglie biancazzurre.
48 punti, 15 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, il secondo posto in classifica, miglior attacco con 58 gol fatti e 23 subiti. Sono i riferimenti numerici di una stagione regolare 2025-2026, vissuta sempre da protagonisti degli uomini di mister Gianluca Serafino, per il quale a fine partita è giunta la meritata riconferma insieme a tutto il suo staff. Lo Sporting Indipendenza cede al campionato di promozione, vincendo nell'ultimo turno del girone di prima categoria lo scontro diretto contro il San Pietro. Fornice di pubblico delle grandi occasioni al buon aiuto somma di Mascalucci e tanta passione e soprattutto correttezza sugli spalti per un pomeriggio che poi diventerà memorabile per i sostenitori dello Sporting Indipendenza. Padroni di casa in maglia nera e fasce giallo-blu, ospiti in tenuta da gioco bianca e pantaloncini verdi. Designato a dirigere la delicata sfida il signor Salvatore Puglisi della sezione di Catania. Prima opportunità offensiva per lo Sporting, pallone per Scoglio che si libera di due avversari e tocca per Calì, esce Mistretta che spazza via il pallone. Risponde il San Pietro con uno spiovente pericoloso in aria, nulla di fatto. Ancora ospiti alla conclusione, alto il tiro di Febbraio. Dalla distanza ci prova Mascali e palla di pochissimo al lato. Serie di batte-ribatti a centrocampo, scioglie la matassa Nicolosi che serve Scoglio che larga bene per Tedeschi, lo stesso serve Sottile sulla destra che si accentra, mette in mezzo, tiro di Provenzano insidioso, respinge Mistretta. Nell'azione seguente la sblocca lo Sporting Indipendenza, calcio di punizione, batte Sottile, tira a giro, sfiora Egitto, respinge Mistretta, accorre a tutta forza Luca Panassidi che insacca da pochi passi per l'1-0 Sporting. Sulle ali dell'entusiasmo prosegue la pressione offensiva degli uomini di mister Scalisi con Provenzano che supera un avversario e viene messo giù. Punizione battuta da Panassidi e respinta di testa a portiere battuto di Palmieri. E su questa azione si chiude il primo tempo sul vantaggio Sporting. Secondi 45 minuti di gioco che si aprono con un contatto in aria di Cassato sulla spina per il direttore di gara e calcio di rigore. Alla battuta si presenta Grazioso che mette a segno la rete del pareggio del San Pietro, 1-1. Nessuna ripercussione per gli uomini di mister Scalisi che si riorganizzano alla ricerca del nuovo vantaggio. Grande anticipo di Nicolosi a metà campo, assist per Panassidi, stop a seguire e di sinistro Luca Panassidi mette a segno il 2-1. Altra occasione che si sviluppa sulla corsia di sinistra, pallone sui piedi di Provenzano e conclusione che termina al lato. Sporting ancora in avanti, Panassidi va giù in aria, tutto regolare per il direttore di gara, sfera che arriva dalle parti di Provenzano ma trova pronta la respinta Mistretta. Vuole chiuderla lo Sporting e alza notevolmente il ritmo alla ricerca del gol della sicurezza. Retropassaggio di destra di Carbone che rischia e palla in angolo. Illuminante il lancio di Scoglio per Panassidi sulla sinistra che si libera di Carbone e il fantasista dello Sporting conclude a rete per il 3-1. Apoteosi Sporting Indipendenza con lo show di Luca Panassidi, mattatore di questa storica giornata per il club etneo con una splendida tripletta. Non si accontenta lo Sporting e vuole mettere a sicuro la promozione con Scoglio che viene fermato fallosamente. Nauta alla battuta, indovina l'angolino e arriva il 4-1. Esplode il buon aiuto somma per uno Sporting Indipendenza che vede il traguardo della promozione sempre più vicino. Gioca in scioltezza lo Sporting con Nauta che larga a sinistra per Ciacca che si accentra e tira. Risponde Mistretta. E in questa giornata straordinaria spazio anche per la bravura dell'estremo difensore dello Sporting Ivan Meo che blocca così questo tentativo del San Pietro che poi prova anche con un altro calcio di punizione con palla che termina alto. Ultimi minuti che trascorrono in trepida attesa del fischio finale che giunge puntualmente facendo letteralmente esplodere di gioia giocatori e sostenitori dello Sporting Indipendenza che accede al campionato di promozione vincendo per 4-1 il confronto a vertice con il San Pietro proprio nell'ultimo turno della stagione.
E come ogni vittoria importante di questo club partono i festeggiamenti con calciatori e tifosi entusiasti, con i doverosi complimenti per la società, per la splendida cavalcata di quest'anno e per le 3 promozioni consecutive conquistate che hanno consegnato il marchio di un sodalizio vincente ormai importante realtà nel panorama del calcio non solo etneo.
Bentrovati nel nostro Face to Face. Andiamo subito a scoprire il personaggio con il quale chiacchiereremo nei prossimi minuti. Intanto vi do una scheda di introduzione. Elegante, concreto in campo, duttile battagliero da allenatore. A Face to Face Francesco Di Gaetano. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Sono felice perché finalmente cercheremo di scoprire tanti lati di Francesco che forse in pochi conoscono. Ho questa sensazione, ti conoscono proprio solamente dal punto di vista sportivo. Sì, magari più che altro i tifosi mi conoscono solo dal punto di vista sportivo. Con chi lavoro poi... Ma sei un tipo riservato però, ho questa sensazione. Sì, sono riservato, però con chi lavoro, con chi frequento, comunque sono abbastanza socievole, disponibile e molto aperto. Vedremo cosa succederà perché saranno 7 le domande che ti farò e saranno 7 le risposte. La prima. Dopo la tua bella carriera da calciatore, il tuo sogno era veramente quello di allenare dopo? Sì, ti rispondo Da con sempre? fermezza, da sempre, anche dentro al campo ero uno che mentre giocavo davo indicazioni ai miei compagni sulle scalate. Diciamo che eri già un allenatore in campo. Sì, ma è una cosa che mi ha sempre affascinato, forse pure perché sai, papà ha fatto anche questo e l'ho seguito da quando avevo 3 anni ai 14 anni, che poi è stato l'anno in cui poi papà è venuto a mancare. Quindi quando ti è capitata la situazione di allenare non ci hai pensato un attimo, anzi forse probabilmente hai coronato il tuo sogno. Sì, ma devo essere sincero, lì devo ringraziare comunque Roberto Boscaglia, perché io l'ho conosciuto ad Alcamo e lì ancora giocavo. Abbiamo vinto campionato e Coppa Italia, andiamo a Caltanissetta e lì inizio ad essere sia un calciatore ancora che già il vice allenatore di Boscaglia. Addirittura, quindi già assimilavi anche le sue lezioni a tutti gli effetti. Ma è vero che non si è mai profeti in patria? È un detto veritiero, soprattutto per gli allenatori? Ma guarda, non lo so, ci sono delle situazioni in cui corrisponde a verità e altre... Poi secondo me dipende molto dal momento, dalle squadre, dalle dirigenze, da un po' di tante cose che messe insieme poi fanno la differenza. Questa domanda te la sei posta forse evidentemente, soprattutto tu che hai un po' girato anche non soltanto la Sicilia. Sì, quello te lo poni, è normale. Io, guarda, da piccolo, no? È normale che tu sogni di poter giocare o comunque allenare un domani nella squadra della tua città. E oggi mi chiedo se sì, sicuramente sarebbe un sogno farlo, però non so come poi andrebbe a finire. Ma quanto incide poi alla fine la famiglia, gli amici, anche nelle tue scelte sportive? Allora, la famiglia secondo me è troppo importante, perché comunque sia spesso sono quelli che pagano la tua assenza, pagano un po' il tuo distacco fisico, no? E quindi se non hai davvero delle persone accanto che ti supportano e che ti sostengono, diventa duro fare bene il tuo lavoro lontano da nel casa. bene e nel male. Nel bene e nel male. Perché certo. poi alla fine può capitare alcune situazioni negative, e allora lì forse gli amici veramente ti danno una mano perché ti supportano. Sì, è vero. La famiglia? La famiglia, certo, poi quando non si è abituati a stare sotto lo stesso tetto poi diventa dura. Molto dura, è vero. Tu hai figli? Ho 2 figlie, sì, una di 19 e una di 15, sono Alice e Romina. E comprendono il lavoro del papà? Sì, comprendono e ti dico, sono credo anche orgogliose, un po' si vantano, no? Che il padre ancora sia sportivo, comunque, perché comunque siamo sempre a contatto con i giovani e restiamo giovani anche noi. Bene, attenzione perché la prossima domanda è un po' trabocchetto, però sono sicuro che andrà bene per te. Tu ami il casual o l'elegante? E soprattutto, che fascino bisogna avere per far colpo con una donna? Bella domanda. Bella domanda. Allora, intanto casual o elegante? Allora, a me piace stare, soprattutto col lavoro che faccio, mi piace stare molto in tuta. Vabbè, chiaro. Durante la settimana, però se devo uscire la sera,
non metto quasi mai jeans. Quindi vai un po' sull'elegante, sì, in un certo un po' senso. sull'elegante, un po' sulla classe, no? Sulla classe, certo. E poi cosa bisogna avere per cercare veramente Ma di io far credo colpo che, con una donna? ma secondo me se sei Con spontaneo... grande rispetto per la tua cara consorte. No, ma assolutamente, ma per tutte le donne. Certo, per tutte le donne, certo. Io penso che se sei naturale, se sei spontaneo, alla fine il tuo carattere viene fuori. Quindi la prima impressione è vero quella che puoi dare a una persona e quindi ricevere un'attenzione particolare, ma poi se a lungo andare non confermi quello che hai dato all'inizio. L'impatto è fondamentale, sì. però poi dopo ci vogliono i fatti anche nel comportamento e tanto altro. Sì, poi ci sono gli sguardi, ci sono tante piccole cose che Hai conquistato tua moglie in questa maniera, ho questa sensazione. Ma io diciamo che conquisto tutti quelli con cui ho a che fare per la mia solarità. Bene, ed quindi... è vero, sei molto contagioso. Senti, nella tua scatola dei ricordi c'è per caso un indumento, un oggetto sportivo che custodisci gelosamente, che fa parte veramente della tua vita? Allora, ce l'ho... però in realtà non lo custodisco io, ma lo tiene mia sorella. Addirittura. Ed è una scarpetta, possiamo dire la marca? Assolutamente sì, nessun problema. Una scarpetta dell'Adidas da calcio a 6 tacchetti, proprio piccolina, no? E questa qui era una cosa a cui teneva molto mio padre. La appendeva sempre nelle sue macchine, nello specchietto quindi un retrovisore. oggettino piccolo, ma dall'immenso valore. Sì, sicuramente, guarda, puoi togliermi tutto ma non quello. Scusa, ma perché lo tiene tua sorella e non lo tieni tu? Perché io ho paura di perdere. Bene, ma l'importante è che non si perda a tutti gli effetti. Senti, ma quanto self-control deve avere un allenatore per battagliare quasi quotidianamente tra società, calciatori, stampa? Guarda, a volte il mio collaboratore, quindi Vincenzo Porretto, mi chiede, anzi si chiede, poi mi chiede, ma come fai? Come fai a restare calmo davanti a certe situazioni? Come fai ad affrontare il tutto con questa serenità, con questa calma glaciale? Perché ce ne vuole tanta. Sì, però io forse anche è una cosa del mio carattere essere così tranquillo, sereno. Ho un piccolo difetto, se vogliamo, che quando poi arrivo al limite, se esplodo, allora posso fare anche male. Fai danni. Sì. Purtroppo è una pecca, però sai, impiego tanto per arrivarci. Vabbè, poi con la maturità giustamente questi tempi si allungano, no? Sì, però bisogna essere anche diplomatici, bisogna essere anche figli di buona mamma. Soprattutto nel mondo del calcio, diciamolo pure. Senti, voglio chiudere questa bella chiacchierata con una domanda che forse probabilmente ci sta a pennello. A chi devi dire grazie? E a chi devo dire grazie? Parli dell'aspetto professionale? Assolutamente sì, no, non sulla vita personale, ma sull'aspetto professionale. Guarda, Ettore, qualcuno mi dice che a volte sono presuntuoso, però non lo sono. E con gli anni ti posso dire che ad oggi, e sfido chiunque a dire il contrario, a me calcisticamente non mi ha mai regalato niente nessuno. Te lo sei andato a cercare con forza e determinazione. Con sudore, con pazienza, con perseveranza. E te lo sei tenuto stretto. Io ho lottato su tutti i fronti. Pensa che quando abbiamo vinto il campionato di Serie C e siamo andati in Serie B, io non ero abilitato a fare la Serie B. Sì. E all'epoca c'era una norma che prevedeva che soltanto l'allenatore in prima, vincendo il campionato di C, aveva l'accesso al supercorso. Cosa che da quel momento in poi, perché mi sono impuntato, ho smosso un mondo, nel senso, ma in prima persona. Immagino. Non ho chiesto a nessuno. L'ultima chance che ho avuto è quella di mandare una mail ad Abete. Addirittura? Sì. E ti ha ascoltato? Dove in quella mail gli ho scritto tutto il mio percorso calcistico e gli ho detto che secondo me era da rivedere questa norma in quanto si privava una persona che aveva meritato sul campo di avere un qualcosa che gli potesse consentire. Però è anche vero che ultimamente molti allenatori hanno preso il patentino di seconda categoria in una maniera molto facile rispetto a 20-30 anni fa. Lo so. Quindi c'è stata anche un po' di inflazione.
Questo, guarda, non lo so. Beh, perché non è il adesso... caso tuo, ci no, mancherebbe. no, ma da quel momento in poi comunque lui, mi ricordo infatti il giorno che mi chiamò, mi disse, mister, lei ha ragione, lei farà il vice. Bene. E sarà abilitato al prossimo corso, farà parte del corso e se sarà abilitato farà il suo ruolo. Quindi devi dire grazie a te stesso, a insomma, me stesso, alla mia per tutto quello che hai fatto. Allora, io penso che nella vita non ci sia niente di impossibile. Soltanto una cosa. Assolutamente. Che purtroppo tutti quanti dobbiamo andarci a sbattere prima o poi tutti. E quindi poi per il resto la forza di volontà, il sacrificio e la voglia, la fame di arrivare ti porta ad ottenere quello che realmente vuoi. Ti devo chiamare Francesco o Ciccio per chiudere? Allora, se sei un mio amico mi devi chiamare Francesco, se sei un conoscente di calcio mi devi chiamare Ciccio. Allora, siccome credo di essere anche un discreto conoscitore del calcio, ti chiamo Ciccio ed è un piacere e un onore. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Io ti ringrazio e sottolineo il fatto di la differenza Ciccio e Francesco, perché in famiglia mi chiamano Francesco. Ah, addirittura. Nel calcio, da sempre, giocando... Ti chiamano tutti Ciccio, effettivamente. Ciccio perché è più veloce e più comodo. È più come veloce. il film di Massimo Troisi, quando Ugo, Massimiliano no? con Ugo, è vero. E in questo caso, giustamente, quando giocavi era più facile chiamarti Ciccio anziché Francesco, già eri andato via possibilmente. Grazie Ciccio. Grazie a te, alla grazie prossima. veramente. Abbiamo dunque chiuso lo spazio del nostro face to face. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo. Benvenuti nel nostro face to face, ovvero il faccia a faccia con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Subito la scheda introduttiva dell'ospite che conosceremo tra qualche istante. Garbato, mai sopra le righe, gentile, sa essere in sintonia con l'ambiente che vive, ma all'occorrenza sa essere anche duro, ma mai maleducato. Con noi Lillo Bonfatto. Ciao Lillo, ben trovato. Grazie dell'invito. Allora Lillo, ti sei già rivisto in questa scheda introduttiva? Sì, mi fa piacere che hai sottolineato queste cose perché mi sento di essere così. Perfettamente in sintonia con le parole, quindi educato e garbato. Assolutamente, soprattutto perché facciamo uno sport dove siamo tra virgolette un esempio, dove molte persone ci guardano, dove ci guardano tanti bambini e quindi dobbiamo essere gentili, garbati anche con le società. Perché poi bisogna essere così anche nella vita però. Ma assolutamente, anche soprattutto nella vita. Infatti. Ma io sono convinto che come ti comporti nella vita poi riesci a trasmetterlo anche nel calcio. Assolutamente. 7 domande per 7 risposte, andiamo subito con la prima. Attenzione, essere troppo educato può essere poi alla fine anche frainteso? Ma forse per qualcuno può essere di sì, però io credo che l'educazione sia la base di ogni giorno. Interfacciarsi con le persone con educazione è fondamentale per iniziare un discorso positivo, ma soprattutto visto lo sport che noi pratichiamo, dobbiamo essere educati, garbati, soprattutto perché noi ci dobbiamo far vedere anche dai tifosi, dalla società, perché siamo tra virgolette un esempio. Oltre che naturalmente nello spogliatoio, no? Assolutamente, perché i ragazzi oggigiorno è diverso rispetto a qualche anno fa, oggigiorno i ragazzi vedono tutto. Vedono se sei sincero, se sei leale, se sei educato. Ti scoprono le carte subito sulla personalità, sì, è vero. Senti, ma quali sono però le cose che non sopporti nel calcio? Quello che non sopporto nel calcio è perché è l'opposto di come sono io, non essere sincero, non essere leale, perché a me piace essere leale e sincero sia nella vita ma soprattutto in questo sport che pratichiamo, che è un lavoro sì, però deve essere anche un divertimento e quindi non riesco a non esserlo. Ma quanto sei pronto a
rinunciare a qualcosa di importante nel calcio per un valore importante della famiglia? Guarda, la famiglia per me, per come sono cresciuto, è un valore fondamentale. La famiglia, tra virgolette, io sono stato anche lontano dai miei genitori per motivi personali, però c'è sempre quel legame che ci unisce anche a distanza. E poi da quando mi sono sposato, dove devo ringraziare tra virgolette mia moglie che mi ha dato 3 doni bellissimi, e quindi senza di loro credo che sarebbe oggi difficile vivere. Insomma, la famiglia punto di riferimento e probabilmente pronta a rinunciare a qualche cosa di importante anche dal punto di vista professionale. Ma assolutamente, la famiglia la metti sempre al primo posto, poi viene tutto il resto. Altro punto fondamentale, il valore che si dà ad alcune persone nella propria crescita professionale. Tu a chi devi dire grazie? Guarda, io dico la verità, io ad oggi non devo dire grazie a nessuno per quanto riguarda lo sport che pratico, perché mi sono fatto tutto io da solo, prima giocando, quindi ripeto non devo dire grazie a nessuno. Poi da quando ho intrapreso questa strada, da 6 anni che faccio l'allenatore, ringrazio tra virgolette le società che mi danno l'opportunità, certo. Però non devo dire grazie a nessuno perché mi sono tutto tra virgolette guadagnato io dentro il rettangolo di gioco. Con tanti sacrifici. Rinunciando tantissime volte a tantissime cose e rinunciando purtroppo, tornando al discorso di prima, anche alla famiglia, perché devi tra virgolette lasciare qualcosa, però l'ho fatto sempre con amore, con professionalità. Quindi mi sento di non ringraziare nessuno, ma ringraziare tra virgolette me stesso anche nei momenti che non sono andati benissimo. Bene, mentre invece che tipologia di rapporto vivi con i tuoi colleghi nel mondo del calcio? Non c'è, credo, molta amicizia e forse certe volte neanche tanto rispetto. Ma io riparlo sempre della mia persona, non posso parlare di altri. Io rispetto, e chi mi conosce lo sa, tutti i miei colleghi. Anzi, cerco ogni tanto anche di rubare qualcosa, non solo dentro il campo, però alle volte anche nell'interpretazione, quando fanno anche delle interviste, eccetera, eccetera, perché poi dobbiamo essere tra virgolette, d'esempio per i giovani, ma soprattutto dobbiamo essere tecnici che si confrontano, perché secondo me senza confronto non c'è crescita. Tu parti da una provincia certamente non grandissima, la provincia di Agrigento, forse partire da là è stato un handicap? Il calcio qua in Sicilia è un calcio conosciuto in tutta Italia, però ovviamente al nord ci sono molte più possibilità, ci sono strutture. Ci sono anche più squadre. Ci sono molte più squadre nelle vicinanze, quindi non ti nego che da un paio di anni che il mio obiettivo è quello di farmi una strada al nord, e proprio per questo, visto che ci sono tantissime squadre, quindi ci sono secondo me anche più addetti ai lavori, e quindi se sei poi bravo e dimostri di esserlo, qualcuno ti può notare. Insomma, c'è dentro di te la voglia di metterti in gioco anche in realtà che probabilmente non conosci, no? Puoi immaginare che possono essere perfette per il tuo percorso di crescita, ma non è detto che siano quelle. Assolutamente, ma noi allenatori dobbiamo cercare di avere qualche step in più, quindi lo step in più non vivere sempre dove hai vissuto per tanti anni, ma cercare di migliorarti, di crescere su tutti i punti di vista. E ti dico un'altra cosa, ho un altro sogno che si stava verificando in questi mesi, è quello di andare all'estero. Anche quella potrebbe essere una bella esperienza, sì, ma quella è un'altra storia, sì. Però. Qual è il tuo momento, diciamo, sportivo, professionale più importante che ricorderai probabilmente anche fra 20 anni, 30 anni? Ma credo momenti belli ne ho passati tanti nel calcio, come anche momenti meno belli, però quello che forse mi è rimasto più di tutti è quando abbiamo vinto il campionato a Canicattì. Non perché tanto abbiamo vinto il campionato, perché l'hai vinto nella tua città, dove hai giocato da piccolo, dove sei stato il capitano e poi sei stato pure l'allenatore, e sei riuscito dopo tanti anni che quella vittoria vale doppia. Dopo tanti anni sei riuscito a vincere il campionato. Quello è un ricordo che ti porterai per tutta la vita. Ma c'è in modo particolare un momento di quel campionato che hai immortalato nella tua memoria? Ce n'è tanti, però uno in particolare è stata la partita contro il Misilmeri,
quella partita mi ha fatto veramente capire che eravamo una squadra forte e mi ha fatto capire pure che era l'anno giusto per Canicattì che andasse nelle categorie tra virgolette che compete. Vedo che quando parli di quella squadra, di quella stagione, ti sorridono gli occhi, perché probabilmente è veramente la più importante sin qui emozione che hai vissuto facendo l'allenatore. Ma a parte quello che si è fatto, mi ricordo in maniera particolare i ragazzi che erano in quella squadra. Ragazzi che hanno cucito addosso, pur non essendo del posto, hanno cucito addosso quella maglia, ma non tanto per il lavoro che svolgevano, perché era giusto che dovevano dare il massimo, però per quello che facevano. Quindi era un gruppo sano, un gruppo che si aiutava l'uno con l'altro, e quello sono dei ricordi che porterò per sempre nel mio cuore. Soprattutto chi fa l'allenatore, diciamolo pure, è un uomo carico di sogni, e ce ne sono veramente tanti di sogni, soprattutto quando si intraprende questa tipologia di lavoro, perché a tutti gli effetti è un impegno quotidiano, continuo, impegnativo al massimo. Ma in questo caso tu adesso come ti rivedi tra 30 anni? Ma guarda, io mi rivedo sempre con questo sport, nel senso che io sono nato davvero dentro un rettangolo di gioco, perché mio papà giocava a calcio, quindi sono nato dentro un rettangolo di gioco, quindi non mi vedo fare altro, tra virgolette. Ma che sia calcio come allenatore, che sia istruttore di una scuola calcio, eccetera eccetera, però io voglio vicino a me una palla che rotoli su un campetto. Insomma, vedo che effettivamente la tua passione è straripante. Senza passione intanto questo lavoro non si può fare, senza passione non puoi andare avanti. Io nella mia vita, grazie al calcio, tra virgolette, ho rinunciato a tantissime cose, perché è quello che realmente voglio fare. E noi te lo auguriamo, perché, come abbiamo sempre detto già proprio in apertura del nostro face to face, la tua garbatezza, sono sicuro, ti potrà portare veramente lontano in altri lidi, chissà, magari stranieri o non. Speriamo, siamo qui sempre in continuo aggiornamento, ci aggiorniamo, perché, ripeto, non riesco a stare fermo, non riesco a non pensare al calcio, a non aggiornarmi, a non confrontarmi, e quindi cerco di fare tutto questo che mi rende felice questa cosa, ecco. Ti sei raccontato con 7 domande e credo che veramente abbiamo intuito ancora di più la tua personalità e la tua garbatezza. Grazie. Grazie dunque a Lillo Bonfatto, il nostro ospite di questo face to face. Grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo.